Nascondevano 4 etti di cocaina di buona qualità da rivendere al mercato ad un ristretto gruppo di clienti, 3 insospettabili ed incensurati, 2 uomini e una donna, tutti stranieri che dallo stupefacente, se tagliata al 10%, avrebbe fatturato all'incirca 200.000 euro. Un'attività del comando provinciale dei carabinieri di Treviso che andava avanti da tempo. La droga arrivava dalla Spagna e non si esclude che sia stata ingerita per arrivare in Italia all'aeroporto di Treviso. Erano degli insospettabili, delle persone che abbiamo faticato a individuare, come dicevo, grazie a dei controlli fatti sul territorio e che non avevano nessuna evidenza con quello che poi è risultato essere invece la loro vera professione. Non erano collegati a nessuna organizzazione criminale, quindi lavoravano da soli. Al momento non abbiamo nessuna evidenza di questo. Stiamo cercando di capire qual è il loro ruolo e qual è il loro livello. La cocaina era nascosta in una scarpiera dell'abitazione dei 3 dominicani. Sequestrati anche 4 telefoni cellulari e un bilancino di precisione. A finire in carcere 2 delle 3 persone fermate. La donna invece è finita agli arresti domiciliari. Durante la perquisizione in casa dei domenicani, i militari dell'Arma si sono avvalsi del nucleo cinofili della polizia locale di Treviso.